Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. La direzione distrettuale antimafia di Milano ha depositato la chiusura delle indagini a carico di Filippo Gesualdi, sindaco di Ferno, accusato di presunto scambio elettorale politico-mafioso a conclusione di un'indagine del nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano coordinati dal PM Alessandra Cerreti. Nel documento notificato all'indagato, che peraltro si era sempre professato estraneo a ogni accusa e unitamente all'avviso di garanzia, l'antimafia ha spiegato che Gesualdi, in qualità di candidato sindaco alle amministrative nel comune di Ferno nel giugno 2017, accettava la promessa da Emanuele De Castro, condannato per mafia nel 2013 e nel 2020 e oggi collaboratore di giustizia, di procurargli voti in cambio della disponibilità a soddisfare esigenze o interessi dell'associazione mafiosa, condizione che, secondo la magistratura, si è effettivamente verificata in 2 occasioni. E Gallarate si conferma in prima linea sul fronte della sicurezza stradale, coinvolgendo studenti, istituzioni locali e regionali, associazioni e atleti paralimpici. Questa mattina il parcheggio di Via De Magri è stata la location scelta per mettere in scena la simulazione di un incidente stradale tra una macchina e uno scooter, un'iniziativa che ha concluso il progetto regionale che ha visto come capofila l'Istituto Superiore Falcone guidato dal dirigente Vito Ilacqua. Meglio sprecare qualche minuto per riflettere piuttosto che sprecare la vita in un minuto, ha sottolineato il dirigente. La simulazione è stata d'impatto e realistica. Le 13 classi presenti hanno assistito a tutte le fasi di un incidente, dall'impatto all'arrivo della polizia locale per effettuare i rilievi, alla messa in sicurezza dell'area e alla ricerca dei testimoni, fino a quando la Croce Rossa ha soccorso il ferito e lo ha caricato in ambulanza. E mentre a Gallarate si pensa alla sicurezza stradale, a Saronno invece un tir ha causato un incidente e il camionista ha cercato di allontanarsi, ma è stato individuato e denunciato dalla polizia locale. La patente gli è stata ritirata. L'incidente è avvenuto ieri sera nei pressi dello svincolo autostradale di Origgio, dove all'altezza della vicina rotatoria l'auto articolato ha tamponato violentemente un'auto che ha a propria volta urtato altre 2 vetture, andando poi a causa dell'urto su uno spartitraffico collocato sulla direzione di marcia opposta. Alla guida c'era un saronnese di 28 anni che è finito all'ospedale. Il camionista, invece di fermarsi a prestare soccorso ai feriti, si è allontanato, pare prendendo anche una vicina strada in contromano. Una manovra davvero pirata, ma all'altezza di via San Pietro, con il proprio mezzo avrebbe anche urtato un palo della segnaletica, finendo per riportare dei danni che non gli hanno più consentito di andar via. Diversa la versione fornita dal diretto interessato agli agenti della polizia locale che sono rapidamente intervenuti sul posto. Secondo lui, si sarebbe fermato appena possibile per verificare quanto era accaduto. Spiegazioni che non gli hanno evitato una pesante denuncia per omissione di soccorso. Scivola e precipita sulle rocce. Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto questa mattina tra la Valle Vigezza e la Val Grande e precisamente sulla cima della Laurasca. Un escursionista si è infortunato durante la salita in vetta. Era partito dalla Valle Loana sulle alture di Malesco. Cadendo si è procurato una brutta ferita al capo. È stato l'amico che era con lui ad allertare i soccorsi. Inizialmente l'elicottero del 118 di Borgosesia non è riuscito a levarsi in volo per la presenza di nebbie basse, poi però ha raggiunto la zona dell'incidente, intorno ai 2000 metri di quota, dove la visibilità era peraltro buona. Dopo le prime cure, l'infortunato è stato elitrasportato al San Biagio di Domodossola. E chiudiamo con lo sport. Sarà Domenico Citarella il nuovo presidente della Propatria. Citarella, direttore vendite e marketing del gruppo SGAI, azienda che offre soluzioni tecnologiche green, è il componente della cordata napoletana che ha trovato l'accordo col massimo dirigente uscente, Patrizia Testa, per rilevare il club. Il nuovo numero 1 dei Tigrotti ha trascorso la mattinata allo stadio. Dopo aver incontrato la squadra, c'è stato anche il primo contatto col direttore sportivo Sandro Turotti. All'ora di pranzo è poi arrivato il comunicato ufficiale della Propatria, che sancisce che il consorzio SGAI acquisisce l'Aurora Propatria 1919. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata!